Sindaco, allora, secondo giorno l'isola ecologica qui a Fontanelle, nonostante ci sia qualche difficoltà nelle indicazioni, un bilancio. Il bilancio mi sembra buono, questo è il secondo giorno, è in via sperimentale, però sembra che funzioni. Per quanto riguarda le indicazioni io invito tutta la cittadinanza a scaricare l'app Città di Agrigento, dove oltre a indicare il calendario viene indicata anche la posizione dell'isola ecologica. Come ho detto in conferenza stampa, lo ripeto ora, questo è un preludio per poi realizzare quelle famose isole ecologiche di cui ho sempre parlato, per ridurre anche il porta a porta in alcuni quartieri e per quindi abituare così la cittadinanza a questa tipologia di conferimento. Sindaco, qualcuno chiede che venga istituito anche il pomeriggio questo servizio. Sì, è vero, perché la mattina molti sono al lavoro, quindi a volte sono proprio impossibilitati a conferire questa tipologia di rifiuti. Vediamo di organizzare meglio e quindi di creare anche nel calendario una giornata pomeridiana. Quello che mancava qui in questa nostra Agrigento, penso che stiamo completando quell'opera di cui tanto se ne è parlato. Un poco di pazienza anche perché stiamo facendo tutto questo in previsione anche del nuovo contratto. Assessore, secondo giorno si può fare già un primo bilancio, insomma la gente risponde bene a questa iniziativa nonostante sia ancora all'inizio? Sì, possiamo fare un bilancio sicuramente positivo dell'iniziativa. Era una situazione che noi avevamo già programmato per venire incontro alle esigenze dei cittadini e vedo che sta avendo un buon riscontro. Anche questa mattina tante persone stanno venendo qui a conferire, diciamo, le cose che non ne vengono raccolte con il porta a porta. Ecco, ci saranno anche agevolazioni per chi fa questo tipo di servizio, i cittadini, cioè voglio dire, ne trarranno un beneficio fattivo? Ma il beneficio fattivo è che diamo la possibilità di poter conferire. Sicuramente io penso che con il prossimo contratto noi cercheremo di dare anche delle agevolazioni, perché saranno previste delle tessere per quanto riguarda il conferimento, quindi si potrà avere una situazione più sotto controllo rispetto a quello che viene conferito dai cittadini. Ecco, nonostante questo ancora numerosi quartieri, purtroppo determinate vie, in particolare Banca d'Italia, Centro Storico, risultano essere sempre sporche dalle segnalazioni che ci arrivano costantemente e quotidianamente in redazione. Farete qualcosa in questo senso? Ma ad oggi abbiamo delle squadre di potenziamento, stiamo cercando di fare dei programmi di pulizia e di scerbamento che stiamo rispettando. Però purtroppo per la vastità del territorio a volte ritorniamo nella stessa via dopo un mese, dopo 2 mesi e quindi già la situazione diventa degradata. Ecco, molti chiedono un numero fisso dove fare delle segnalazioni, dice che spesso si chiama il comune e non risponde nessuno. Come rispondete a queste lamentele? Ma guardi, noi all'ufficio di gabinetto riceviamo segnalazioni e rispondiamo regolarmente. Poi c'è anche un numero verde dove praticamente i cittadini possono chiamare e segnalare i disservizi. Ma oltretutto riceviamo segnalazioni anche attraverso la app che ha il comune e cerchiamo di dare delle risposte adeguate. Sindaco, per ciò che riguarda i tombini, stiamo vedendo che già il maltempo è iniziato, la forte pioggia, molti si lamentano che le zone, i tombini insomma, non sono puliti, non sono spurgati e quindi si creano difficoltà nello scarico delle acque piovane. Sì, anche su questo stiamo lavorando. Presumo che a breve stiamo ricevendo un finanziamento da parte della Regione, quindi a breve anche questa situazione dei tombini dovrebbe essere risolta. Però ancora molta gente non lo sa delle isole ecologiche, una campagna pubblicitaria che stenta a partire. È una campagna pubblicitaria, noi abbiamo sollecitato il raggruppamento temporaneo di imprese, abbiamo detto di fare la campagna pubblicitaria attraverso tutti i mezzi, attraverso la televisione, attraverso i social, attraverso i giornali online. Se ancora non è partita lo solleciteremo.
Daniele, come valuta questa iniziativa? Lei è un abitante qui Di Fontanelle, di sì. Fontanelle e poi insomma rappresenta anche Legambiente, per cui ci può dare anche una sua interpretazione del servizio, un suo soddisfacimento o meno? Allora, questo sicuramente è un miglioramento del servizio che abbiamo visto in questi anni. Già secondo me ci sono ottime risposte, ottimi riscontri da parte della popolazione. Naturalmente il fatto che giri per i quartieri invoglia le persone, è molto più comodo per conferire, quindi spero e sicuramente questa cosa avverrà, si ridurranno i rifiuti abbandonati, soprattutto i rifiuti molto inquinanti come appunto sono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, che è quelle che sto conferendo in questo momento. Senti, dovresti fare un suggerimento agli amministratori e all'azienda per migliorare eventualmente qualcosa, cosa potresti dire? Allora, in questo momento il consiglio che si può dare, ma questo già i tecnici lo sanno, sì, è cercare di capire quali sono le esigenze dei vari utenti. Soprattutto in questo momento stiamo cercando di capire quali sono i rifiuti che la gente porta. Per migliorare vuol dire per capire ad esempio le lampade che sono quelle a LED ma anche quelle con i tubi fluorescenti non vanno messe nel secco residuo, ma andrebbero appunto conferite in maniera a parte, per evitare che appunto le componenti inquinanti di questi apparecchi vengano poi non trattate adeguatamente.